La città dove arte e cultura si fondono in una storia millenaria racchiude un luogo in cui la modernità razionalista convive con la monumentalità classica, donando al quartiere un impatto visivo e un'atmosfera assolutamente unici. L'Eur. Un quartiere moderno e polifunzionale, residenziale e commerciale. Alle sedi di ministeri e grandi compagnie internazionali si affiancano le strade dello shopping, i nuovi centri commerciali, i luoghi dell'intrattenimento ed oltre 600.000 metri quadri di aree verdi che concorrono a valorizzare la qualità della vita. Atlantico Live. Situato nel cuore dell'Eur, a Roma, precisamente in via dell'Oceano Atlantico, l'Atlantico Live si conferma come uno dei punti di riferimento principali per la musica e l'intrattenimento nella capitale. Questo spazio polifunzionale, moderno e versatile, è da anni la casa di grandi concerti, eventi live, fiere e congressi. La sua capienza e la sua acustica lo rendono ideale per ospitare artisti di fama nazionale e internazionale, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e coinvolgente. Tra gli artisti che si sono esibiti all'Atlantico Live spiccano i Maneskin, Giovanotti, Francesco De Gregori, Fabri Fibra, Irama, Fabio Rovazzi e Merche e Cremont, Tiro Mancino, Angelina Mango e molti altri. Tra gli eventi ricordiamo che si sono tenute qui delle edizioni del mercatino giapponese organizzato dai Japan Days.
finalmente dopo tanti anni ci rivediamo e questa volta di persona. Ciao! Per noi è veramente una grande emozione dopo 25 anni finalmente incontrare non fans ma i nostri amici. Grazie a voi se siamo riusciti diciamo a incontrarci, a riunirci, a fare questo progetto che è stato un po' il ciuffo, chi lo sa? E quindi dovete sapere che Manuel vive a New York, Sebastian a Los Angeles, quindi non è stato e non è facile unirci, organizzare e preparare insomma questo progetto. Però, ripeto, siccome abbiamo un bel po' sui nostri siti, abbiamo quanti? Forse 1 milione di contatti, e tutti avete voluto questa reunion e noi insomma l'abbiamo fatta molto volentieri. E siamo molto felici, molto veramente, perché pensare che dopo 25 anni questo affetto vuol dire che abbiamo lasciato qualcosa di bello, di pulito, di positivo, e quindi vuol dire che abbiamo fatto sognare e i sogni sono troppo importanti, quindi va bene così, siamo contenti, siamo onorati. Ok, ci siamo? Sorriso sempre c'è, l'amore che racchiudi te, non spegnerlo mai, quel dolce sorriso, oh happiness, col sorriso mi hai dato gioia e speranza. Come va? Fa caldo, Adesso ci sarà una canzone che ci metterà ancora più caldo, perché il titolo ha fire, quindi fuoco, e quindi ci riscalderemo ancora di più. Ciao!
1987, l'anno di Teneramente Licia. E per me è stato un anno importante perché sono entrato a far parte dei PI. Il prossimo pezzo è tratto proprio da quella serie, perché un concerto gratis è quella lì. Perché a un certo punto, a una certa ora, scende la sera. Che ha contribuito a far crescere, diciamo, la popolazione, perché questa è una canzone d'amore. Forse la ricorderete, forse, vediamo dopo, le prime note, poi permettetemi di, ovviamente, vorrei fare un saluto un po' particolare, speciale. Questa canzone è dedicata a mia figlia Raffaella e adesso ascolteremo questa canzone particolare.
riflesso della luna. Camminavi nella notte accanto a me, i tuoi passi non sentivo, eri là, mi guardavi e sorridevi, dolce amore. E la luna in cielo dondolava lentamente mentre ti baciavo. Nella notte mio dolce amore ti voglio per sempre. Mio dolce amore sei tutto per me.
fanno? A tutti, ciao Roma! Ciao! Adesso fa tutto a posto, speriamo. C'è la corrente. Allora, tutto a posto. Che dire ragazzi? Roma non fa una stupida stasera, ma che città è ragazzi? Viva New York, ma quando vengo a Roma dico ma che New York? Roma è la città più bella, anche Milano si milanese che vedere. Porco dici? Come? Insomma, e che dire, a volte ci sono delle canzoni che comunque anche solo col pianoforte sono sempre belle, soprattutto le ballad. E quindi vorrei riproporre questo pezzo che non si sa come mai nel cartone animato in Italia, la versione italiana venne usato solo strumentale, ma in Giappone era proprio un pezzo del DI cantato in giapponese e si intitola Love Again, poi c'è una piccola intro, spero ve la ricordiate.
Questa è la Love Your My Love, tratta da Generalmente Liscia, un disco che io ho amato quando ero ragazzino come voi. Il prossimo pezzo invece è un pezzo che non fa parte del passato, ma del presente. Un pezzo che abbiamo scritto nel 2008 io insieme con Manuel e ci ha riportato un po' sulle scene, ci ha portato un po' nell'Italia, anche qui, in televisione, e molti di voi lo conosceranno. Il succo della canzone in pratica è quello di non rassegnarsi mai e non perdere mai di mira le proprie radici. E voi questa sera lo state facendo molto bene. Vai Manuel! Come
Jules. Secondo, come va? Bene? Siamo tornati indietro adesso però, sì. Abbastanza, eh? Bene, siamo contenti, anche noi. Infatti mi sento ventenne. 20, 40, 3,5. Guarda se. Cosa? Grazie. Ci siamo? Dove che sia, sono passati solo 25 anni, non è che... Guarda.
spettacolo, ragazzi. Ci date voi a noi delle emozioni incredibili, veramente. Come si dice a Napoli, è troppo bello, veramente. Grazie. State facendo voi lo spettacolo, non noi. Quasi quasi un spettatore qua. C'è una gioia, Grazie, grazie. Alla batteria, Manuel De Pepe, Abbasso, New Entry, Tony Modio.
3. Jules.